Ok, allora, dunque proverò ad essere breve. Su questo argomento ho già parlato in occasione dell'ultimo seminario, quando era in progetto la realizzazione di questa sala mnemonica. Finalmente quest'anno siamo arrivati all'inaugurazione dopo un parto molto lungo e quindi abbiamo pensato, diciamo, come gruppo che era opportuno fare il punto della situazione, anche perché un'iniziativa di questo genere, se trova collaborazione e supporto, soprattutto nel mondo della mnemonica, di cui voi siete, dicono, i massimi esperti, allora è bene, è una cosa buona. Diciamo, qui vedete nella sala di mnemonica c'è messo un link, perché tutto il materiale che abbiamo acquisito e che abbiamo inserito in questa sala è praticamente sta andando avanti, ma va avanti da solo? No. Allora, scusa, io sto sentendo. Scusatemi, mi sta andando avanti da sola, quindi non so se abbia una... E sento la voce perché avevo provato dei tempi. Si può eliminare? No, credo siano le voci che arrivano dall'esterno, io qui non sento. Sì? Sono là in fondo che parlano fuori. Ah, facendo... Sì. No, allora forse è meglio usare o il mouse, vediamo se col mouse. No, si sente, sì. Ma sì, voi la sentite. Io l'avevo eliminato, ma... Sì, voi la sentite lì, ma si sente pochissimo. Sì. Facciamo... Ci sono filmati da visionare? Sì. Ah, ok. No, qui no, nell'altro. Ah, ok. Facciamo così. E va avanti in automatico, non è che sono io che la comando. No, questo è il tempo normale. No, mi sembra adesso. Partiamo da questa? Sì. Ok. Vabbè, speriamo di poter controllare la cosa, se no seguirò a ruota. Allora, dicevo, tutto il materiale che è stato inserito in sala, che è oggetto di donazione o di incomodato d'uso, è stato in qualche modo catalogato dalla biblioteca ed è accessibile attraverso il link che qui vedete, per cui si può vedere sia i testi che sono stati inseriti, sia i materiali che abbiamo catalogato. Tutti il materiale, diciamo, che è stato acquisito, intanto un patrimonio di tipo librario, perché l'idea era quella di far nascere una biblioteca sostanzialmente. E il primo nostro donatore è stato Enrico Del Favero, che ci ha, attraverso la moglie, lasciato tutti i suoi libri, una ricca collezione che al momento, diciamo, è abbastanza esauriente come panoramica sulle pubblicazioni che la piazza di Mnemonica offre. Per ogni testo che è stato donato abbiamo pensato ad un ex libris che ricorda il donatore, giusto per come segno di gratitudine, e nel caso di Enrico abbiamo messo anche un piccolo segnalibro che ricorda, diciamo, la sua vita. Ecco. E poi l'altro donatore
diciamo importante è Giovanni Flora, che il figlio Giuseppe è il nostro vicepresidente della nostra associazione. Attraverso di lui, attraverso i figli in pratica di Giovanni Flora, abbiamo raccolto materiale che riguarda sia materiali usati nel disegno delle meridiane, in particolare un proiettore di meridiane realizzato dal nonno di Giuseppe, oltre ai materiali, ai libri, diciamo, della sua biblioteca. E questi materiali sono custoditi in un altro armadio, diciamo, vicino a quello dei libri. Poi abbiamo raccolto altri strumenti, che sono gli strumenti forse conoscerete, che sono la collezione preparata da Ennio Vanzin. Questi sono dati per il momento incomodato d'uso, sono oggetti anche di grande pregio che hanno richiesto un lavoro importante dietro. C'è un astrolabio, una navicola veneziana, un quadrante d'altezza, insomma, ed altri strumenti meno pregiati che hanno più una funzione e sono stati usati in mostre e in attività didattiche. Per esempio ha preparato, la vedete lì nell'angolo, una sorta di simulatore d'ombra della quale si serve soprattutto con i ragazzi per vedere come si genera sostanzialmente il tracciato di una meridiana orizzontale quando cambia l'ora o cambia la data. Poi abbiamo gli altri strumenti che ho realizzato un po', diciamo, in modo artigianale, che forse ricordate, avevo progettato per l'occasione della nascita della nostra associazione e della sala di mnemonica. Li ho alla fine realizzati. Uno è il solito, diciamo, orologio del pastore, realizzato in questo caso sulla bottiglia di prosecco, visto che eravamo a Valdobbiadene, o su un oggetto cilindrico di un altro tipo. Qua sta andando avanti. Torni indietro con le frecce se hai bisogno. Sì. E l'altro, che è stato sempre progettato per l'occasione, che invece è un orologio portatile che ho realizzato con queste dimensioni, che riporta da una parte un orologio vero e proprio che va orientato sul sole, e quando l'ombra arriva sulla data sono in grado di leggere l'ora, e sull'altra facciata un altro orologio che invece funziona e legge l'ora solo correttamente, solo nel giorno, in pratica, solo nel giorno di un certo compleanno, che in questo caso è la data in cui la nostra associazione è nata. E questi praticamente sono disponibili su una sorta di console, dove abbiamo raccolto anche tutte le riviste che siamo stati in grado di racimolare. Molte sono arrivate dalla famiglia Flora, alcune della nostra rivista Orologi Solari le ho sistemate io, e tra l'altro ricordo che altri libri, oltre ai donatori che ho ricordato, ci sono anche Aurelio che ci ha dato qualche libro, noi stessi come soci fondatori, insomma, che abbiamo, ecco, lì non ho messo la biografia per il momento, perché ancora siamo qua, speriamo di restare qua per molto tempo. Ecco, e lì in questa custodia abbiamo messo appunto le riviste, le nostre riviste. Poi altri pannelli didattici sostanzialmente sono stati sistemati sulla parete opposta. L'amministrazione ci ha fornito di una lavagna multimediale col quale si può fare attività didattica nel caso appunto arrivassero, come prevediamo, dei gruppi o delle classi. E uno in particolare è stato preparato per l'Abate Folador. Sapete che la sala è intitolata all'Abate Folador, nativo di Valdobbiadene,
che è stato gnomonista, matematico, gnomonista, e che ha realizzato sul campanile di Valdobbiadene nella famosa Meridiana, che probabilmente molti di voi conoscono, perché lì abbiamo fatto sostanzialmente il seminario del 2017 e lì è nata l'idea di riservare una sala della biblioteca proprio alla gnomonica. E quindi qua abbiamo voluto ricordare questo abate, diciamo, che è stato un po' l'ispiratore della cosa. Poi ho sistemato proprio ultimamente 2 stampe che sono state donate da Alessandro Bunnella. Alessandro Bunnella, proprio in occasione dell'inaugurazione, mi ha inviato, le ha inviate a me personalmente, ma abbiamo fatto una riproduzione di quella più grande che si collega alla mia prossima presentazione, che è una stampa pratica del 1774 che riporta un particolare diagramma di cui vi dirò, e poi un'altra che è una xilografia giapponese di cui invece ho messo proprio l'originale. Questo per dire che sostanzialmente sono arrivate, è stata di stimolo per tante, come dire, collaborazioni e interventi. L'ultima cosa che volevamo sistemare dentro alla sala era un pannello, diciamo, adeguato a quelli che sono già presenti, che riguarda SA, per dare visibilità anche a questo, diciamo, a questo nostro registro internazionale degli orologi solari, del quale appunto abbiamo parlato ieri sera, del quale la nostra comunità ha necessità di, come dire, di prendere in carico il problema per poter mantenere e portare avanti questo patrimonio che abbiamo accumulato, che si è accumulato in tanti anni. Volevo dire che nel tempo la gestazione della sala è stata, diciamo, piuttosto lunga, perché c'è stato di mezzo il Covid, le sale della biblioteca erano usate per la scuola, eccetera, quindi c'è voluto un certo tempo per arrivare, però l'amministrazione è stata sempre, come dire, convinta che questo progetto era un buon progetto. Noi diciamo abbiamo anche, ci abbiamo creduto anche noi, insomma alla fine la cosa si è, come dire, realizzata, anche se questo adesso è un punto di partenza. È un punto di arrivo, ma anche di partenza per tutte le collaborazioni e le attività che ci proponiamo. Qui ricordo quelle che abbiamo nel frattempo svolto, per esempio andare per meridiane con percorsi guidati alla ricerca di meridiane nel territorio, inserite anche in un contesto naturalistico e architettonico storico presente. I laboratori per ragazzi che abbiamo attivato su richiesta, diciamo, in altre località, non tutte a Valdobbiadene. Per esempio è stato realizzato un progetto di realizzazione di un'analematica alla scuola primaria di Montebelluna da uno dei nostri soci, visite all'osservatorio astronomico, il progetto di cui vi parlerà Luigi Marcon, per cui ci siamo spinti, diciamo, anche fuori dei nostri confini, e poi la presentazione della sala, nel senso che ci è stato richiesto di presentare la sala come un simbolo dell'offerta culturale che la città offre, che la città dà, e quindi vuol dire che anche l'amministrazione o chi ci contatta per renderla pubblica, per farla conoscere, capisce il valore che ha, insomma, questa iniziativa, questo progetto. Tra le attività in cantiere abbiamo per esempio attività previste per la giornata del volontariato, prossimamente previste per il 50° anniversario della biblioteca. In quella giornata noi saremo presenti
sempre qualcuno di noi per presentare la sala e in particolare a un gruppo sarà presentata con più cura e portati poi il gruppo a visitare anche la Meridiana del Campanile. E nel pomeriggio è previsto un laboratorio per i ragazzi sulle meridiane che sarà condotto da 2 dei nostri soci. Ancora abbiamo in previsione di un percorso sulle strade del tempo a Padova, partendo da una tesi di laurea del nostro socio fondatore Luigi, e lo stesso percorso sarà previsto anche nelle giornate del FAI di primavera. E ancora ci sono in progetto 2 corsi, 2 progetti diciamo, in cui siamo coinvolti nelle scuole, un liceo di Castelfranco e una scuola primaria di Valdobbiadene, in cui faremo formazione per gli insegnanti e attività che poi gli insegnanti useranno con i ragazzi per realizzare un orologio solare. Siamo sempre ancora nella fase dell'orologio analemmatico per il momento, perché dal punto di vista anche costruttivo la costruzione anche geometrica diciamo, del tracciato può rendere abbastanza semplice e anche più accessibile ai ragazzi, penso a quelli delle superiori almeno, la possibilità appunto di intervenire in modo diretto senza che sia costruita da qualcun altro. Ecco, finisco, qui ho riportato il simbolo della nostra, diciamo, il logo della nostra associazione, che alla fine diciamo, ci è stato chiesto di farla per poter interagire con l'amministrazione comunale, ma alla fine siamo diventati tutti praticamente soci volontari. Però la nascita di questa associazione in fondo ci ha portato a collaborare tra di noi. Aspettate che non mi piace il vuoto. Ci ha portato a collaborare tra di noi, un gruppo di, diciamo, solo uno è di Valdobbiadene, sostanzialmente siamo tutti un po' nella provincia, però abbiamo cominciato, come dire, a interagire, a mettere insieme un po' le forze e quindi tutto sommato a posteriori abbiamo fatto un po' di fatica per la parte burocratica, eccetera, un po' di rotture ci sono state, però insomma ci è servito, sono partite tante cose, è stato uno stimolo per mettere insieme le forze per poter agire anche in collaborazione. Quindi è come dire, è un progetto che ha fatto nascere tante altre cose e quindi l'abbiamo portato perché speriamo appunto che in questa comunità nascano anche altre iniziative che portino avanti diciamo, la nostra passione e che tengano vivo il patrimonio che è stato accumulato in tanti anni e che, considerate le nostre età, insomma, così se ne sta un po' andando. D'altra parte penso che sempre le cose hanno un loro massimo e poi insomma hanno un tempo, una loro vita, ecco. E quindi va bene, stiamo forse lottando contro questo passaggio naturale, però insomma noi ci proviamo. Abbiamo ancora 10 minuti.